Ciao a tutti carissimi, oggi Buongiorno a tutti. siamo ai piedi del gruppo dell'Atemar, ormai avrete visto dal video Il titolo. e oggi siamo in gita, non in escursione, e guardate che meraviglia qui alle mie spalle. Un tipico lago alpino senza acqua azzurra come Bryce, Sorapis eccetera. Diciamo che ha un fascino tutto su, giusto? Decisamente. Soprattutto perché ha questa imponente catena appunto proprio qui davanti. Adesso vediamo di fare un po' il giro del laghetto. Come vedete c'è tanta gente e tanta altra ne sta arrivando, però essendo qui anche noi a far parte del mucchio selvaggio non si può certo criticare gli altri e essendo noi in prima persona a contribuire ad aumentare il numero di persone. Ecco qua, guardate nostra mamma che ammira il paesaggio del lago di Calessa. Ha scelto proprio un bel punto panoramico per fermarsi. Ah, è su il percorso dei cose. È top. Ecco, vedete, sto facendo un po' le panoramiche del lago da tutte le posizioni e adesso però siamo quasi arrivati alla fine del perimetro e dai, non pensavo anche più gente sinceramente. Sì, effettivamente, avendo appunto tutto il camminamento attorno, ci si distribuisce bene, diciamo. Sì, anche se dal lato opposto all'ingresso vedevamo la passerella iniziale colma di persone, perché più o meno la maggior parte si ferma lì all'inizio, invece facendo il giro dai, dopo si distribuiscono per bene. Adesso torniamo appunto all'inizio, farò la foto copertina e le ultime immagini da lì. Vede la piccola? Testa, eccolo lì. Mettilo lì. Mi toccava andare su a recuperarlo. Anche il tuo telefono non lo vedo molto bene. Vabbè, mamma ha recuperato. Belli voi, l'acqua.
Ecco, insomma, purtroppo siamo arrivati alla fine del lago, alla fine del giro, perché tra 10 minuti la corriera ripartirà e spero che Sì, i paesaggi meritano comunque, il giro non è tanto lungo, però insomma. no, anzi è fattibilissimo. Oggi siamo riusciti a trovare caldo persino qua su, vabbè, comunque il lago è veramente una perla incastronata sotto il gruppo dell'Atemar. Ecco, niente, il nostro giro appunto termina qui, niente, appunto ci rimandiamo al video successivo.